Il futuro dei pescatori in Adriatico dopo che Italia e Croazia hanno deciso di proclamare le reciproche zone economiche esclusive. Crisi di governo in Slovenia provocata anche dai tweet pro-Trump del premier Janša che sta schierando il paese al fianco dell'Ungheria di Orban. A Mostar, capitale dell'Erzegovina, dopo 12 anni di stallo e l'intervento della Corte europea per i diritti umani, si sono tenute le elezioni municipali. Un'antenna per pungere Lukashenko, Belsat, emittente che dalla Polonia trasmette in bielorusso e russo per contrastare la censura del governo di Minsk. La comunità russa a Narva tra la tenaglia del nazionalismo estone e il neoimperialismo di Mosca cerca un modo per mantenere la propria cultura e integrarsi. La kapusnica, zuppa fatta di crauti acidi in Slovacchia, è la tipica pietanza che non deve mancare sulle tavole a Natale. L'Italia avrà presto la sua zona economica esclusiva in Adriatico. Pochi giorni fa a Trieste c'è stato un primo incontro dei ministri degli esteri Di Maio, Radman e Logar, preludio di un nuovo vertice trilaterale a metà gennaio a Roma, quando Italia, Croazia e Slovenia potrebbero finalmente firmare l'accordo per ridisegnare il perimetro del mare, il che significa regole più certe per le operazioni di sfruttamento delle risorse energetiche, ma anche e soprattutto regole chiare per le attività di pesca, con le imprese che potranno beneficiare di un incremento di produzione senza correre il rischio di vedere invase le proprie acque da imbarcazioni di paesi che ancora non sono dentro l'Unione. Una ZEE concordata significa porre fine ad una diatriba che dura da lungo tempo, soprattutto tra Italia e Croazia, che da sempre si accusano reciprocamente di non rispettare le regole sul numero di pescherecci o di giornate di lavoro, sul tipo di reti utilizzate, sull'interpretazione dei confini territoriali. Basta farsi un giro tra i pescatori pugliesi a Molfetta come a Manfredonia, tra le marinerie più grandi dell'Adriatico italiano, per capire l'aria che tira. La comunità europea obbliga noi in un certo modo e non guarda i pescherecci croati che lavorano di sabato, di domenica, di qualsiasi tipo di giorno. Loro si sono organizzati per lavorare 7 giorni su 7, quindi con delle turnazioni in funzione dei flussi commerciali. Noi abbiamo ancora una gestione del lavoro tradizionale, legati a un contratto che andava bene 40 anni fa, 50 anni fa. Prima della firma i pescatori italiani chiedono precise garanzie, tra cui il chiarimento sulle acque della sempre contesa isola di Pelagosa. I diritti storici vantati dai pescherecci italiani in forza del trattato istitutivo della Jugoslavia. Un capitolo che non possiamo considerare chiuso, quello è un lembo di mare particolarmente interessante per la pesca italiana nell'Adriatico centro-meridionale. Auspichiamo che prima o poi questi diritti storici possano essere recuperati. Proprio gli sconfinamenti, reali o presunti, dei pescherecci italiani in acque croate hanno contribuito negli anni a rendere tesi i rapporti tra i due paesi. Io sono stato preso tanti anni fa in Croazia, in navigazione addirittura, l'85, 5 milioni, 3 giorni fermi la barca e tutto il... Inavvertitamente abbiamo sconfinato di 150 metri, è arrivata una motovedetta croata che ha intimato l'ALT e ci siamo fermati e ci hanno portati in Croazia. Il giudice ci ha condannati a pagare una somma di 8.000 euro. Ci sarà da lavorare, insomma, prima dell'intesa definitiva, necessaria per tutelare un mare semichiuso come l'Adriatico che presenta un ecosistema vulnerabile. Oltre all'ambiente, in ballo ci sono importanti questioni geopolitiche che hanno spinto molti stati a creare una propria ZEE nel Mediterraneo. Francia, Spagna, Tunisia, Libia, di recente anche la Turchia con l'aggancio alla Tripolitania di al-Sarraj. La partita mediterranea si sta inasprendo da diversi mesi e l'Italia vuole tornare a giocare da protagonista. In Slovenia, paese pesantemente colpito dal coronavirus e crisi politica,
Il destino dell'esecutivo di centrodestra guidato dal nazionalista Janez Janša, capo del Partito Democratico, è incerto dopo l'uscita dalla coalizione del Partito dei Pensionati e le conseguenti dimissioni del ministro della Salute. A provocare la crisi, tra l'altro, anche alcuni tweet e prese di posizione di Janša poco apprezzate in Europa. Janša, nel dibattito sul Recovery Fund, ha di fatto schierato la Slovenia al fianco di Polonia e Ungheria. Oltre Atlantico, invece, ha fatto discutere la decisione di Janša di congratularsi subito dopo le presidenziali con Trump e non con Biden. Con le elezioni è sempre così, finiscono quando una delle parti riconosce la sconfitta o quando i risultati sono ufficiali. Tutto quello che succede prima è politica. Alcuni hanno deciso di adeguarsi all'onda mediatica, io invece ho deciso di fare l'incontrario. Un tweet vivacemente criticato in Parlamento anche dal deputato dell'opposizione centrista Marco Bandelli. Janez Janša ha fatto 3 fondamentali sbagli, l'amministrazione di Janez Janša. Il primo, di appoggiare Trump prima ancora delle elezioni. La seconda, fare gli auguri a Trump quando c'erano ancora in fase di sfoglio delle votazioni. La terza, andare a prendere degli accordi con l'amministrazione Trump per il fatto degli armamenti e altre cose, ancora adesso che sappiamo bene che il 20 gennaio l'amministrazione va a casa. Il premier sloveno ideologicamente è molto vicino a Viktor Orban, con il premier ungherese condivide valori, obiettivi e modi di agire, tra questi un ossessivo controllo dei media. Janša ha presentato una legge per sottomettere la televisione pubblica al dominio dell'esecutivo e ha anche provato a trasformare la STA, l'agenzia di stampa slovena, in un bollettino del governo, tentativo censurato dall'Associazione delle agenzie di stampa europee. Quasi una predittatura, perché loro vogliono avere la mano, vogliono mettere le mani sulle amministrazioni, sul sistema politico, legislativo, sui media, e questo non va bene. In 2 parole, un'urbanizzazione. Janša, che al tempo della guerra per l'indipendenza era ministro della difesa, è convinto che i valori prodotti da quella fase storica non sono egemoni, perché a dominare l'istruzione e le istituzioni culturali sarebbero gli eredi dell'esperienza storica jugoslava. Secondo i seguaci del governo conservatore, tra le istituzioni da riformare anche il Museo di Storia Moderna. Chi dirige o chi rivede il passato è colui che poi dirige anche il futuro. In questo momento stesso, quando la Slovenia sta entrando nel 30° anniversario per l'indipendenza dello Stato, è diventato ancora molto più importante. La domanda che ci possiamo porre non è solo il passato stesso, ma quale parte del passato, per quale generazione e per quali persone. Questo momento qua è importantissimo, e che passato vorremmo far vedere alle generazioni che sono ancora a scuola. Il museo in questi giorni è chiuso causa Covid. All'esterno una mostra illustra come 30 anni fa, ai tempi del comunismo, gli sloveni manifestavano per ottenere la scarcerazione del dissidente Janez Janša e ora invece manifestano per ottenere le dimissioni del premier Janša. A Mostar, dopo 12 anni, è tornata la democrazia. I cittadini della capitale dell'Erzegovina domenica scorsa hanno potuto nuovamente eleggere i membri del Consiglio municipale. Per dissidi tra i partiti nazionalisti croato e bosniaco non lo facevano dal 2008. Al voto ha partecipato circa il 55% degli aventi diritto. La maggioranza dei voti è andata all'HDZ, i nazionalisti croati, seguiti dalla coalizione dei nazionalisti bosgnacchi. In consiglio comunale saranno rappresentati anche il Partito dei Serbi e formazioni minori laiche e socialiste. Protagonista di questa tornata elettorale è stata Irma Baraglia, professoressa di filosofia nel liceo cittadino. Aveva denunciato alla Corte europea di Strasburgo che a Mostar non c'erano elezioni comunali, costringendo così i 2 principali partiti etnici, quello bosgnacco e quello croato, a organizzare le elezioni. A prescindere dai risultati che stanno per arrivare,
è già un successo, la possibilità di uscire e votare. Tutto questo è successo grazie a Irma Baralia e grazie alla decisione del Tribunale di Strasburgo. Irma ha combattuto per la città e per la possibilità di esprimere la volontà politica. Quindi dopo tanti anni Mostar avrà il Consiglio Comunale, che è già qualcosa. Irma Baraglia, che al 9° mese di gravidanza è stata eletta nel Consiglio municipale. A Mostar i dolori provocati dalla guerra non sono superati e la città nei fatti rimane divisa tra la parte musulmana e quella croata. Minsk e Varsavia sembrano ancora più vicine dei 550 km che le separano quando si entra nella sede di Belsat, un canale dedicato a cittadini bielorussi che vivono in patria e all'estero. Le trasmissioni sono in doppia lingua, bielorussa e russa. L'obiettivo? Fornire un'informazione indipendente dal regime di Alexander Lukashenko, da 26 anni alla guida del paese ex sovietico. Il lavoro è tanto e senza sosta dal mese di agosto. Numerose le manifestazioni da parte di chi chiede un passo indietro al presidente dopo le elezioni. Ma Lukashenko non si è mosso nonostante le pressioni internazionali e le accuse di brogli e di violazioni dei diritti umani. Bielsat è nato nel 2006 come costola della televisione pubblica polacca. È proprio negli uffici di TVP che operano i 30 giornalisti della squadra di Varsavia. Ogni giorno creano contenuti propri oppure trasmettono, talvolta rielaborandolo, il materiale raccolto sul campo dai 70 collaboratori che vivono in Bielorussia, alcuni dei quali passati per il carcere nei mesi scorsi. Questo giornalista sta montando un servizio di economia. Io da qui coordino tutto, chiedo a cameraman e giornalista sul posto di raccogliere alcune dichiarazioni di esperti e poi le metto insieme al mio testo in un servizio unico. Ma quanto è difficile trovare interlocutori disponibili a parlare a una TV considerata ostile dal regime, gli chiediamo? Non molto, sostiene. In Bielorussia queste divisioni politiche vanno avanti da 20 anni. Abbiamo una specie di società parallela. Ci sono esperti che cooperano col governo e ovviamente con loro è difficile parlare. Noi ci relazioniamo con chi lavora nell'altro campo, con chi è impegnato nella società civile. Bielsat, il nome stesso lo suggerisce, nasce sul satellite principalmente, ma si è adattata a canali distributivi più innovativi. È attiva su varie piattaforme internet, in particolare su Telegram, fondato dall'attivista russo anti-Putin Pavel Durov. Di fronte a questi mezzi più economici e contemporanei, i vertici di Bielsat hanno messo in discussione l'utilità del canale satellitare, che alla fine è stato mantenuto. Questa si è dimostrata una scelta corretta perché subito dopo le elezioni Lukashenko ha bloccato la linea internet. In quei giorni così critici, 9, 10 e 11 agosto, eravamo quasi esclusivamente l'unica fonte di informazione indipendente. Con la rete disconnessa, infatti, le informazioni dall'estero potevano arrivare solo dal cielo. Alina racconta inoltre che i suoi genitori in Bielorussia hanno ricevuto diverse volte visite da uomini del regime per chiedere cosa facesse la figlia. In un clima così teso, il rischio di una commissione tra giornalismo e attivismo, per chi lavora in una testata come Bielsat, è concreto. Ma per noi l'obiettività è importante e vogliamo tenere l'attivismo da parte, assicura un altro giornalista. Noi sentiamo grande responsabilità adesso per il nostro lavoro e sappiamo che da noi dipende tanto. Perché adesso abbiamo un grande numero di spettatori. L'esistenza di Bielsat non è scontata. Negli ultimi anni il governo polacco ha messo in dubbio il proprio finanziamento, ma altri donatori si sono nel frattempo aggiunti da varie parti del mondo. A 200 km da Tallinn, Narva, la città più russa d'Europa, è uno dei laboratori di integrazione tra diverse etnie all'interno dell'Unione. Quasi il 90% degli abitanti di questa città nell'estremo oriente estone è di lingua russa e la Russia è lì, al di là del fiume. Anzi, fino alla Seconda Guerra Mondiale, Narva e la sua dirimpettaia Ivangorod erano una città sola.
Nelle scuole elementari l'estone è praticamente assente o limitato a poche ore alla settimana, ma alle superiori le cose cambiano e l'estone diventa maggioritario. Il 60% delle lezioni sono infatti nella lingua di Tallinn, una scelta fatta dal governo nel 2007 per cercare di superare il vecchio sistema dei 2 percorsi separati. L'intento è di favorire l'integrazione della vasta comunità russa, ma per Vladimir Javoronkov, che insegna nel ginnasio centrale di Narva, genera solo problemi. Non è un sistema che funziona, la lingua è una cosa viva, bisogna praticarla, non solo a scuola. La vita stessa ci deve insegnare la lingua. Se esci da scuola e per strada, a casa senti solo parlare russo, è impossibile praticare l'estone. Per questo è molto difficile impararlo, non è un metodo efficace. La caduta dell'URSS e l'indipendenza dell'Estonia hanno tracciato un confine tra persone dello stesso popolo. Da un giorno all'altro, ricorda Svetlana Ivanovna, insegnante del liceo linguistico di Narva, si sono ritrovati a essere stranieri in casa propria. C'è stato un grosso problema per l'apprendimento della lingua estone dopo i tempi sovietici. Gli adulti che hanno sempre vissuto qui hanno incontrato molte difficoltà, ma dobbiamo abituarci all'idea che viviamo in Estonia e dobbiamo parlare la lingua del paese. È un problema che esiste ancora qui a Narva e in tutta la contea. Ecco perché ci sono scuole come questa, scuole full immersion, alcune materie in russo, altre in estone. La scuola in cui insegna Svetlana Ivanovna fa parte del programma di insegnamento immersivo della lingua, il Kelen Cumulus, un programma partito intorno agli anni 2000 sul modello canadese per diffondere la lingua estone anche tra gli studenti della scuola primaria. L'applicazione del programma non lascia però tutti soddisfatti. Il metodo aiuta, certo, ma non tutti i bambini ce la fanno. Ci sono alunni che hanno difficoltà particolari e fanno fatica ad apprendere una lingua straniera attraverso lo studio delle materie. La riforma del 2007 ha causato un calo drastico del numero di studenti delle scuole superiori che ricevono istruzione in lingua russa, dal 22 al 3%. Per favorire l'incontro delle culture, Vladimir Javoronkov ha dato vita a un programma per far incontrare studenti dei 2 gruppi etnici. Facciamo degli scambi fra studenti, portiamo i russi in altre regioni dell'Estonia e gli estoni qui a Narva. In questo modo, con l'aiuto di altri studenti madrelingua, è più facile per i nostri ragazzi imparare l'estone. Le difficoltà del sistema scolastico si incontrano qui a Narva con un tessuto economico stagnante. Il risultato è una cronica difficoltà a trovare lavoro. Chi può va via a Tallinn. Per frenare l'emorragia di energie giovani, Anton Osipovsky ha fondato 5 anni fa Objekt, un incubatore di start-up. Estoves lo aveva già incontrato quando il progetto era appena nato. Siamo tornati a vedere come va. Quando abbiamo iniziato, il nostro obiettivo era lavorare per l'occupazione e la gig economy e i risultati già si vedono. 5 anni fa non avevamo nemmeno una startup in tutta la contea. Oggi ne abbiamo 5. Non sono molte, ma questo è il futuro. Ma anche in questo il coronavirus ha rimescolato tutte le carte. Prima della pandemia la tendenza era chiara. La gente da Narva si trasferiva a Tallinn perché ci sono più opportunità e la vita è migliore. Ma con il coronavirus molti giovani sono tornati per lavorare a distanza e hanno portato qui anche le famiglie. È un effetto legato alla pandemia, ma crediamo che possa diventare un trend a lungo termine. Objekt si staglia come un'oasi tecnologica in questa città di frontiera, da dove la scintillante capitale appare quasi come un miraggio, forse ogni giorno di meno. Rolničky, kto vám dal ten hlas? Ježiško maličký a či Mikuláš. Tortellini in brodo, lenticchie con zampone e cotechino, panettone e pandoro. Ci sono sapori che a tutti noi raccontano le atmosfere del Natale. In Slovacchia il piatto delle feste per eccellenza è la zuppa di krauti. Quest'anno si farà in casa, visto che bar e ristoranti sono chiusi per evitare contagi. E allora siamo andati in uno dei locali più noti di Bratislava per farci raccontare la ricetta della kapusnica perfetta. Per prima cosa scaldiamo la pentola e aggiungiamo lo strutto. Deve sciogliersi e scaldarsi. Poi aggiungiamo le cipolle tritate, che saranno la base della zuppa. Ora mettiamo il bacon e poi la salsiccia piccante. La volta della paprika, la facciamo friggere per un po', non troppo per evitare che diventi amara. Quello che abbiamo aggiunto era un bel brodo di carne.
Aggiungiamo i cavoli fermentati e mescoliamo bene. E subito dopo un bel po' d'acqua. Sto per aggiungere un paio di costine affumicate e poi, piano piano, metterò in pentola le spezie. Sale, pepe nero macinato, cumino, foglie d'alloro, pepe in grani e mescoliamo. Lubos ci spiega che ogni regione ha la sua variante e ogni famiglia la sua ricetta segreta. C'è chi aggiunge gli gnocchi, i funghi, le patate, mentre i cattolici osservanti alla vigilia cucinano la kapusnica senza carne. Una volta messi in pentola tutti gli ingredienti, non rimane che abbassare la fiamma e aspettare. Deve cuocere per circa 3 ore. Ed ecco la tradizionale zuppa di Natale slovacca. La facciamo ogni anno e di solito la serviamo al cenone della vigilia. Alla fine aggiungiamo anche maggiorana e panna acida per equilibrare la parte grassa. Buon appetito e buone feste!